Amiche e amici dell'Hockey su Pista, buonasera, buon sabato sera da Nicola Maragnin in diretta qui dalla Pala Vaccari di Monteghio Precalcino. Sfida prenatalizia qui tra i padroni di casa dell'Hockey Monteghio Precalcino, i biancoverdi allenati da coach Martin Hinestar, che se la vedranno con i Nero Fucsia del CNC Service Roller Recoaro. Allora, mettiamo ordine alle cose. Innanzitutto un caro saluto a Francesco Pozza vicino a me. Ciao Francesco. Ciao Nicola, ciao a tutti. Un ringraziamento e un saluto al quadrato per Davide Meneghello in regia e per Carlo Dalla Valle alle riprese. Qua allora, prima dell'inizio della partita ci sarà un siparietto con i giovani ragazzi delle giovanili dell'Hockey Monteghio Precalcino. Sono già Francesco travestiti da piccoli aiutanti di Babbo Natale con i cappellini bianco-verdi, ovviamente, qui insomma i colori sociali sono questi. Quindi già si respira clima prenatalizio. Questa è l'ultima partita del 2025, un 2025 tra luci ed ombre per il Monteghio Precalcino. Insomma, ricordiamo l'epilogo del passato campionato, quando appunto la squadra di Martin Hinestar si salvò praticamente alla penultima giornata della regular season. Oggi ritorniamo qui al Pala Vaccari con un ospite d'eccezione, insomma il CNC Service Roller Recoaro, che ha dei numeri abbastanza altalenanti, no Francesco? Sì, Roller Recoaro che a me ha colpito tanto, più che sotto il profilo dei risultati, sotto il profilo del gioco anche in Coppa Italia, nonostante poi dopo si sia qualificata all'ultimo posto del girone. Roller Recoaro che ha iniziato il campionato, come dicevi tu, con farda altalenante, ha sconfitto il Sandrigo in casa del Sandrigo, ha preso un'imbarcata con la Mini Motor Correggio la prima giornata, arriva da una sconfitta. E andamento altalenante anche per Montecchio, che arriva anche Montecchio arriva da una sconfitta per 4-2 in casa del Trissino, al tempo stesso ha battuto il Tiene in casa 4-2, quindi insomma vedremo quale delle versioni delle due squadre scenderà in campo questa sera. Sì, insomma i numeri, come dicevamo, insomma, sono abbastanza, sì, possono anche fuorviare, perché sostanzialmente Recoaro è il secondo miglior attacco del campionato dietro al Correggio, ma è la peggior difesa del campionato, quindi vediamo se ci sarà Dr. Jekyll o Mr. Hyde qui in questa partita contro l'Hockey Monteghio Precalcino. Allora, anche qui dai vostri teleschermi vedete appunto questo pre-gara con i padroni di casa del Monteghio Precalcino. Sono sotto il tunnel, stanno per entrare anche loro, accompagnati dai giovani atleti del settore giovanile dell'Hockey Monteghio Precalcino. Io non so, Davide, se è possibile intanto partire con le formazioni, così espletiamo già le pratiche burocratiche, siamo pronti appunto a concentrarci di più sul commento. Allora partiamo per dovere di cronaca con gli ospiti del CNC Service Roller Recoaro, che schierano con il 21 Alberto Paripolli, poi con il 3 Mirko Masiero, con il 5 Davide Benetti, con l'8 Davide Piroli, con l'11 Filippo Zambon, poi con il 18 Edoardo Cecchetto, con il 37 Alberto Greco, con il 55 Mattia Antoniazzi, con il numero 1 Simone Zordan, con il 22 Filippo Vallortigara, come spoilerato prima allenatore Fabio Masiero. Rispondono i padroni di casa dell'Hockey Monteghio Precalcino, che schierano praticamente la formazione tipo, vediamo un po', con il 10 Riccardo Pozzato, con il numero 8 Davide Zannini, che poi è anche il capitano, poi con il 73 Andrea Dalla Valle, con il 7 Matteo Loguercio, con il 9 Nicola Pozzo, con il numero 6 Thomas Crovadore, con il 12 Gianni Carraro, con il numero 1 Carlo Sanson, con il 23 Riccardo Tognazzo e con il 22 Nahuel Calvo. Coach è Martin Hinestar. Allora, dico quasi formazione tipo, Nicola Pozzo, sì, lo vedo lì, per un attimo non mi sembrava di averlo visto nel roster, comunque vabbè, c'è anche Nicola Pozzo, quindi guadagnano la metapista anche i beniamini di casa. Insomma, è anche un modo per salutare, caro Francesco, le imminenti festività natalizie. Insomma, questa è l'ultima partita non solo prima della pausa natalizia, proprio l'ultima partita dell'anno. Allora, diamo subito i temi, i contenuti. Che partita pensi ci assisteremo oggi? Insomma, travestiti un po' da Nostradamus, perché poi alla fine...
come ricordavi oggi, come ricordavi tu prima, il roller Requaro ha un forte attacco, quindi bisognerà vedere se Montecchio, che è quello dove ogni tanto Montecchio pecca in alcune fasi della partita, si riuscirà a rimanere attento in fase difensiva e a non concedere troppo agli ospiti. Dall'altro lato invece roller Requaro, che deve sempre stare attento secondo me a non cadere nella trappola in cui Montecchio cerca di far cadere un po' tutte le squadre, a maggior ragione quando vengono a giocare qui al Palavaccari, ossia farle giocare una partita sporca. Ecco, quindi che secondo me sarà questo il tema e vedremo insomma se Montecchio riuscirà a imporre la sua filosofia di gioco. Sì, che analizzando un po' anche le partite recenti, abbiamo visto Requaro anche in amichevole la Tiene in pre-season, è una formazione Requaro che sente molto la partita, no? Quindi quando di solito Montecchio innesca la miccia o ci stai dietro e riesci a rispondere colpo su colpo o altrimenti rischi di imbarcata, no? Quindi non so, anch'io sono come te un po' curioso di capire un po' come verrà gestita questa gara, soprattutto dai ragazzi di Fabio Masiero. Sì, anche perché forse abbiamo le indicazioni insomma viste in Coppa Italia, forse diciamo che la prestazione di Montecchio in casa del roller è stata forse una prestazione che il roller ha vinto più per demeriti di Montecchio che per meriti suoi, al netto ovviamente che dopo le partite le vincono le squadre in campo. Mentre invece dopo insomma in casa abbiamo visto un Montecchio che è abbastanza straripante, quindi secondo me sarà quella la chiave. Dopo secondo me per il roller Requaro sarà molto importante, diciamo, come posso dire, il valore aggiunto che daranno insomma in particolar modo per i Piroli e per i Polli, che sono i senatori, esatto, e Greco, sì. Esatto. Luca Lossi di Forte dei Marmi e Marco Ripoli di Tiene i due fischietti della partita. Abbiamo scambiato prima 4 chiacchiere anche con il fischietto versiliese che si è fatto questa trasferta vicentina. Allora vediamo anche se sono già disponibili i 5 di partenza di Starting 5. Sì, è così perché allora Carlo Sanson tra i pali per Montecchio, poi Thomas Crovadore, Nicola Pozzo, Gianni Carraro e poi Nahuel Calvo. Risponde Masiero e quindi la CNC Service Requaro con Zordan Simone tra i pali, poi Alberto Peripolli in pista, Davide Piroli, Filippo Zambon e Mattia Antoniazzi. Insomma, questi sono i 10 che partiranno qui alla Palavaccari. Alberto Peripolli e Davide Zanini. Alberto, ho avuto modo, mi ricordo, insomma, in quei tragici play-out che videro appunto poi Montecchio salutare la 1, Alberto protagonista con Montevello a suo tempo, autore veramente di una prova maiuscola, ovviamente tanta esperienza come hai detto te, Francesco, Piroli, Greco, Peripolli, persone, giocatori che hanno visto anche il sole della 1, sono rimasti anche per un bel po', anche nel giro della nazionale con Peripolli, che insomma quindi abbiamo veramente tantissima esperienza mixata con la gioventù. Dall'altra parte insomma un Montecchio che ha fatto vedere cose egregie come dicevi te contro Tiene, un po' meno nelle altre due uscite. Qui è tutto pronto, giù il gettone, dice il signor Lossi, quindi riparte subito con una staffilata da casa sua Alberto Peripolli, il cigno numero 21 per Davide Piroli, l'ex Tiene Valdagno. Ora Nahuel Calvo sa radicare questa pallina, Nahuel Calvo si inventa qualcosina che arriva sulla stecca di Gianni Carraro con il 12, vicinissimo per questione di centimetri Montecchio, gioco di stecca. Francesco, subito partita che è iniziata con un grande spettacolo, no? Sì, subito una conclusione da una parte e dall'altra, e adesso pallina nelle mani del roller che batte insieme a 2, riprova a ripartire, Pozzo che intercetta la pallina, fallo, batte subito, Carraro che prova a saltare, riparte subito Peripolli che scarica per Piroli, torna indietro da Zambon, di nuovo Piroli, roller Requaro che prova a girare la pallina. Sì, Zambon ora con una diga lì davanti che Gianni Carraro ha dato subito fiducia al giovane numero 12, Nahuel Calvo. Ora per Nicola Pozzo, insomma Nicola abbiamo ancora sotto gli occhi, davanti agli occhi quella prestazione, chiamiamola prestazione per non dire qualcos'altro, che ha regalato contro i cugini del Tiene. Insomma Nicola è autore di una doppietta, di una prova totale direi. E allora attenzione, Thomas Crovadore circonnaviga i pali di Zordan, in qualche modo Recoaro con
Zambon, l'11 agganciato da Nahuel Calvo, tutto buono per Lossi, gioco a 2, Nahuel Calvo con Crovadore, si salva veramente all'ultimo secondo Recoaro con Alberto Peripolli. Alberto guarda negli occhi Carlo Sanson, Carlo che proprio quando riprenderemo le telecronache, le dirette qui dalla Palla Vaccari, dovrà contendersi il posto con Adrià Català, che ha firmato per la società del presidente Tognazzi. Possiamo dare anche l'ufficialità anche di Stefano Del Santo, ex Breganze, che da gennaio completerà un roster di tutto rispetto qui per Montecchio. Francesco, ti vedo già fare un cenno di intesa con il capo. Sì, beh, acquisti insomma importanti che sicuramente danno insomma il segnale dell'impegno della società insomma per provare a raggiungere qualche risultato che vada oltre la salvezza, come ricordavi, acquisita un po' all'ultimo lo scorso anno, di sicuro. Allora, Zambon è entrato in pista ora anche Antoniazzi, Mattia Antoniazzi, ex Valdagno, ha giocato anche, se non ricordo male, un paio di stagioni con il Roller Bassano, quindi da Roller Bassano passando per la A2 di Valdagno, allenata da Costa Dario Rigo, sbarcato a Recoaro. Poi Recoaro sostanzialmente leggi Recoaro ma scrivi sostanzialmente Valdagno, no? Con tantissimi giocatori che proprio sono cresciuti hockeyisticamente parlando nella formazione laniera. Curiosità anche, attenzione qui con Carlo Sanson, piccola curiosità anche proprio di natura organizzativa. Il Roller Recoaro ha ovviamente la seconda squadra che gioca la Serie B, e poi ha una sola squadra giovanile che è l'Under 15, che appunto gioca nello stesso girone della zona 2 con Tiene e Montecchio. Allora, fischia qualcosa il signor Lossi, un fallo di squadra che arriva... Sì, una trattenuta ai danni di Crovadore, secondo me ha fischiato, che era abbastanza evidente nel tentativo di Pozzo di servire a Crovadore dopo averne saltati 2. Questa non è l'unica partita di giornata, ci sono anche Sandrigo e Correggio che si stanno sfidando alla Palasport di Sandrigo, quindi a qualche chilometro da qui, e sempre a qualche chilometro da qui, insomma un po' più in là, in riva al Brenta, all'area Caneva, il Roller Bassano che se la sta vedendo contro il Trissino in questo girone A di campionato di Serie A2, insomma più che un girone nazionale, sembra quasi con una lega veneta, senza andare nel politichese, però su 10 squadre 8 sono della provincia di Vicenza, e poi Correggio e Seregno a completare questa griglia di partenza. No, sì, ogni partita è un derby, possiamo dire. Sì, insomma, buon per gli spostamenti, insomma sappiamo tutti qual è, insomma, anche un po' la difficoltà organizzativa, logistica di consentire un campionato, seppur di uno sport di nicchia, possiamo dirlo così, che è l'hockey su pista, però insomma trasferte difficili. A proposito di trasferte, tu che sei anche appassionato di quello che sta succedendo negli altri campionati, forse nel campionato maggiore, insomma, prima abbiamo acceso il computer, c'era il Giovinazzo che stava vincendo per 2-0 sul Bassano, e poi ci mettiamo lo sguardo sul display dell'hockey pista e ci vediamo il Bassano invece che ha cambiato proprio il trend della partita. Sì, Bassano adesso che sta vincendo 3-2, poi abbiamo 0-0 Follonica Forte nei Marmi, 0-0 Sarzana Valdagno e Novara che vince in casa del Breganze per 1-0. Tutte le altre due partite invece dei Serie A2 sono ferme sullo 0-0, quindi come ricordava Nicola, Sandrigo Correggio e Roller Bassano Trissino, oltre ovviamente alla nostra, a Montecchio Recoaro. Davide Piroli, nel frattempo c'è una partita da raccontare qui con il tracciante per Mattia Antoniazzi, che però non viene recapitato a dovere. Allora Nahuel Calvo parte da lì dietro, Nicola Pozzo per Gianni Carraro, c'è la stecca di Alberto Peripolli che con una calma direi quasi olimpica, stop in bello stile, fa ripartire Zambon, il quale lascia partire un tiro che non impensierisce per nulla Carlo Sanson. Allora Nahuel Calvo, bene per Thomas Crovadore, il 6, figlio del Corvo Michele, che nell'ultima partita casalinga qui a Montecchio ha dovuto sostituire Inestar, che si era beccato un rosso per proteste.
attenzione in mezzo al tracciante di Antoniazzi per Zambon. Tutto chiuso lì con Alberto Peripolli. Alberto Corvadoro su di lui, allora preferisce il piano B, andare dietro i pali di Sansone, seguire qualcuno, però attenzione pressing in fase offensiva di Recoaro, pallina così buttata all'indietro. Piroli cerca di rimediare alla frittata, però troppo tardi, 5 secondi di gioco antisportivo. Insomma, partita che per ora, dopo le 2 fiammate iniziali, Francesco, sembra ancora arenata in fase di studio. Sì, è una fase di studio, vediamo entrambe le squadre insomma, che stanno cercando di trovare gli spazi corretti e qua abbiamo visto infatti il pressing alto tentato sul Calvo. Attenzione adesso a Crovadore, la para portiere del Roller. Comunque sì, come dicevi tu, una fase di studio, insomma, stiamo cercando di vedere le squadre che stanno cercando il punto debole dell'avversario, insomma, ma al momento non riescono a trovarlo. Ha provato l'inserimento Antoniazzi. È placcaggio questo da parte se l'arbitro dà la pallina Antoniazzi, sì, su Carraro. Allora, Trovadore da solo contro tutti, insomma c'è però uno che si chiama Davide Pirolli lì davanti, Davide che trasforma l'azione da difensiva ad offensiva su Nahuel Calvo, fallo di squadra a carico di Recoaro. E qua insomma se lo score del punteggio per ora dice ancora dopo quasi 7 minuti e mezzo che forse sullo 0-0, dall'altra parte insomma 3 falli di squadra per Recoaro, Francesco. Sì, no, 3 falli di squadra che insomma voglio dire, a me è una cosa che colpisce vedere il Montecchio che non ne ha fatto nemmeno uno, quindi comunque denota insomma che il Montecchio secondo me è sceso in campo con la giusta attenzione e la giusta anche prudenza. Quindi insomma è sicuramente un aspetto positivo per la squadra di casa. Adesso intanto vediamo insomma il tiro da fuori e Montecchio che prova a ripartire in 2 contro 1 ma sbaglia il passaggio e l'azione riparte, l'azione si arena e riparte. Allora possiamo anche dare una lettura, insomma una chiave di lettura a sta cosa, che il Montecchio è a 0 falli di squadra, formazione molto giovane e molto tecnica quella scelta per il momento da coach Inestar. Attenzione ora i secondi che scadono, Dalla Valle e Lo Guercio e Davide Zanini sono ancora in panchina, non sono ancora entrati, quindi buttiamola lì, ti aspetti insomma un primo tempo che può essere spaccato in 2 proprio da una scelta possibile di Inestar. Sì, penso proprio che la volontà di Inestar sia questa, però ecco come stavo dicendo appunto l'aspetto, cioè più che positivo, l'aspetto insomma che denota una squadra che è attenta in difesa e non sta andando a cacciare, non sta andando a fare un pressing senza senso, è il fatto appunto della mancanza di falli da parte di Montecchio, quindi insomma questo può essere sicuramente una cosa positiva. E poi vediamo Montecchio che sta cercando tanto di ripartire, attenzione dal tentativo di Carraro, quindi insomma vediamo comunque Montecchio attento. Nel frattempo Francesco il quarto fallo di squadra per Recoaro, Peripolli è andato via da solo con una bellissima azione qua di Peripolli, sì. E poi Alberto ha delle movenze pazzesche perché sa spingere e sa pattinare in un modo tutto suo. E poi gestione di una pallina che quando c'era lui sembra quasi in banca, insomma una polizza assicurativa quando gli passi la pallina per i polli, no? Sì, poi sta volando secondo me Montecchio che deve cercare di essere un po' più pulito in fase di ripartenza, un po' più pulito nei passaggi, alcune volte sbagliano leggermente il passaggio, questo fa perdere quella frazione di secondo che poi permette alla difesa del Roller di rientrare e quindi di annullare la superiorità numerica nella ripartenza. Piroli in buca d'angolo, preferisce ripartire dalla stecca di Alberto Peripolli. Peripolli per il nuovo entrato che è Edoardo Cecchetto. Alberto Greco, anche lui della partita, in questo momento l'ex Lodi, pallina troppo lunga per lui, allora Nahuel Calvo. Nel frattempo ora esce Gianni Carraro e entra, eccolo lì, Andrea Dalla Valle che si fa subito annotare perché riceve la pallina di Nahuel Calvo, succede di tutto lì con rimessa che sarà nero fucsia, insomma abbiamo visto subito un bel taglio di Andrea Dalla Valle, insomma i chili e i centimetri di Andrea stanno facendo sentire. Sì, sono... Sì.
primo fallo di Montecchio. Sì. Attenzione ora Alberto Greco per i polli. Allora, tutti e tre i tre tenori presenti in pista in contemporanea, quindi Piroli, Peripolli e Greco. Eccolo lì, Alberto prova a cercare qualcuno, trova Cecchetto, ora Alberto Peripolli, ex Montebello per Piroli, Greco dalla valle proprio ad immolarsi sul suo tiro, è entrato anche Matteo Loguercio, quindi mette già i carichi da 11 in star, come abbiamo spoilerato prima. Francesco subito dalla valle e Loguercio a provare a spaccare la partita in due. Eccolo lì Matteo, però Cecchetto su di lui, attenzione, brutto passaggio questo di Cecchetto, sbroglia la matassa Zordan e allora riprende la pallina Matteo Loguercio, miracolo di Simone Zordan che innesca ora il contropiede. Alberto Peripolli per Cecchetto, in qualche modo Andrea Dalla Valle a fermare la sua azione. Piroli, attenzione Davide, se l'è vista un po' brutta, una secchiata di acqua ghiacciata che stava per scivolargli addosso. Vabbè, buon per lui. Attenzione, Cecchetto tenta il tiro, la pallina finisce lì, però è sempre possesso, anzi no, possesso da parte di Montecchio con Nicola Pozzo per Andrea Dalla Valle, blocco di Loguercio che in qualche modo fa sportellate con Cecchetto. Allora Alberto Peripolli sgasa in avanti il 21, se la vede con Matteo Loguercio. Come ricordavo prima, i due sono stati protagonisti di quella serie di play-out 3 anni fa in cui appunto Montebello riuscì a vincere qui al Pallavaccari, di fatto condannando Montecchio Precalcino al ritorno in A2. Eccolo lì Matteo Loguercio, in qualche modo Zordan però sì, dice Lossi, hai messo la stecca forse un po' troppo più in là del dovuto, quindi sarà rimessa bianco-verde con Dalla Valle e Loguercio, dall'altra parte Greco e Peripolli. Matteo Loguercio per Pozzo, il ciuffo di Nicola a trovare sempre il ricciolo di Matteo Loguercio. Nahuel Calvo, mamma che taglio, l'abbiamo visto, abbiamo visto le menti di Calvo e di Dalla Valle connettersi, sì. Però è stato bravissimo in questo caso la difesa di Recoaro a decriptare questo messaggio, perché sarebbe stato veramente un gol. Attenzione, primo fallo di squadra, anzi il secondo per Montecchio, segnali di vita insomma dopo i primi 8 minuti di gioco. Insomma, adesso vediamo una partita leggermente più aperta, Francesco. Sì, no? Sì, falli che, come dire, sì, falli insomma di gioco, falli non cattivi che ci stanno nell'economia della partita, insomma. Dalla Valle per Calvo, Nahuel, mamma mia, guantone di Zordan a dirgli di no, liberato il suo dritto Nahuel, insomma piattone, e poi è stato bravo il portiere di Recoaro. E allora sempre Montecchino avanti, altri 32 secondi utili per finalizzare l'azione, para il portiere, quindi si resetta il timer dei secondi. Andrea con la sua classica azione avvolgente, in avanti il Recoaro con Mirko Masiaro, che nel frattempo è entrato in pista, quello il numero 3. Masiero, poi Filippo Zambon, Edoardo Cecchetto e Alberto Greco, quindi insomma girandola di cambi anche per coach Fabio Masiero. Andrea Dalla Valle ha tentato la magata Matteo Loguercio, non ci è arrivato con la stecca piena, e allora si riparte da Nicola Pozzo. Nicola per Nahuel, l'ex Estudiantil, di una certa libertà, riesce anche a mettere in mezzo e poi paratona da parte di Zordan. E allora Cecchetto in avanti, bravissimo Andrea Dalla Valle, e ora gara di contropiedi con Matteo Loguercio che spara la pallina lì sugli spalti. Fortunatamente non c'è nessuno, Francesco. Sì, stiamo vedendo una partita, adesso stiamo vedendo alti ritmi.
è come dire, però niente, le porte diciamo insomma non riescono a essere bucate, in questo caso insomma abbiamo già visto 2 o 3 interventi di Zordan per i roller Requaro molto importanti. Diciamo che tra le due squadre quella più vicina ad andare a gol al momento è il Montecchio, adesso è entrato anche Davide Zanini, quindi possiamo dire che c'è la formazione titolare, diciamo, con Dalla Valle, sì. Lo Guercio, Zanini e Nahuel Calvo. Adesso abbiamo conclusione, ripartenza di Lo Guercio che aspetta il terzo, va da solo, prova a girarsi, gioco a terra e palla che torna al roller. Sì, poi è stato bravo Masiero a contenere l'onda d'urto. Esatto, sì, a contenere bene Lo Guercio. Adesso riparte con Greco che si invola da solo verso la porta contro Zanini, salta anche Zanini, attenzione, paratissima di Sanson. Hai visto, ammirato proprio l'angolino Sì. A destra in alto di stata. Ero convinto l'avesse deviata il portiere, invece no, l'arbitro dice di no, quindi pallina che sarà. Sì, che poi sappiamo tutti insomma che qua a Montecchio non è mai facile, no? Attenzione Dalla Valle e poi il rebound da parte di Matteo Guercio, la pallina resta lì, la riprende la CNC Service, Requaro, cecchetto in mezzo per Masiero, niente da fare. Allora di nuovo ennesimo contropiede di Nahuel Calvo, vediamo se preferisce alleggerire, sì, per Lo Guercio, Davide Zanini per Nahuel, il 20 DOS, carica con la pallina che danza e poi si spegne lì dietro le reti di contenimento. C'è il primo time out di giornata, Francesco, con coach Masiero che chiama a raccolta i suoi. Andiamo a sentire cosa dicono i mister. Allora Francesco, hai carpito qualcosina da Hinestar? Sì, beh, allora diciamo che il mister ha detto ai suoi di tentare il tiro da fuori, visto che ha detto ai suoi roller Requaro è tutto chiuso nella propria area o comunque nella prossimità della loro area, quindi di fare lo scarico dietro e tentare il tiro da fuori o Zanini o Lo Guercio. È entrato anche Davide Benetti. Nahuel Calvo perde una pallina che la recupera il buon Mirko Masiero. Allora, Alberto Greco che sostanzialmente ha condotto il time out di Requaro, eccolo lì a sportellate con Matteo Lo Guercio, cadono i due, attenzione, tutto buono per i Sonlossi. Da casa sua, tenta il tiro di nuovo Masiero, gioco di sottogamba, cosa stava combinando il numero 11 Filippo Zambon, insomma. Qua però giocatore del roller che ha imprecato il signore, non so, infatti giallo sì. Queste cose non si possono dire, quindi No, infatti. mettiamo degli omissis, insomma, perché è corretto così. Insomma, dopo la giocata Filippo Zambon, insomma, si è fatto andare qualcosina. Sì, ha preso la traversa, sì, proprio una bellissima giocata, sì, di sottogamba. Zambon per Alberto Greco. Curioso anche lo scaldabraccio di Alberto Greco e di Alberto Peripolli, insomma non sono tatuaggi, sono proprio degli scaldamucchi sostanzialmente, con una fascia protettiva. Con ora Masiero per Zambon, ecco lì il numero 11. Benetti a farsi vedere, Carlo Sanson a parare e poi ingaggio, finisce dentro la rete Zambon, uno scambio di
di 5 con Carlo Sanson. Carlo, che tra l'altro è la tranquillità fatta persona, ragazzo d'oro, uno che non apre mai bocca, una persona molto taciturna, che però ci siamo accorti in queste prime giornate di campionato fa parlare di sé con i fatti, no? Sì, sta facendo davvero, in queste prime partite sta facendo davvero delle ottime prestazioni. Anche questa sera, insomma, ha già fatto un paio di interventi importanti. Palo esterno, sì. Ancora tutto buono per Lossi. Greco, insomma, palo esterno colpito, questa insomma azione con il circolino rosso nell'economia di gioco. Sì, secondo legno del roller, in pochi minuti, diciamo che negli ultimi minuti appunto il roller requadro sta venendo fuori. Rigore bene. però, attenzione. Sì, gioco a terra, mi sono. Sì, Lossi, sì, eccolo lì, proprio un mima il gioco a terra, quindi è rigore per il fischietto, forse Marmino. Anche il buon Davide Meneghello, siamo riusciti... Sì, ma non siamo riusciti a vederlo, insomma. Per intercettare il tiro si è piegato e quindi l'arbitro ha dato gioco. Greco contro Carlo Sanson, fischia l'arbitro, paratona di Carlo Sanson, in realtà, attenzione, fallo di squadra questo, insomma, paratona di Carlo Sanson, in realtà Alberto non ha particolarmente indirizzato il tiro, qua ha avuto gioco facile il portiere, ammesso e non concesso che sia sempre facile parlare un rigore per un portiere. No? Sì, però diciamo sì, il tiro non era angolato, però devi sempre avere, diciamo, insomma, il sangue freddo di pararlo il rigore, quindi... Contabilità di falli, salva, insomma, sì. Contabilità di falli che schizza piacevolmente all'insù con 5 segnalazioni per Requaro e ben 4 per Monteglio, quindi insomma Francesco, questa pace olimpica a Montechiese è durata veramente poco. Perché... Sì, l'aumento di falli diciamo che ha coinciso con l'entrata in campo di Loguerzo e di Zanini, quindi insomma soprattutto Loguerzo diciamo tendenzialmente ne commette un po' di falli. Quindi, sì, Inestar ha messo fisicità e quindi un po' lo scotto che devi pagare. Sì, no? ci sono infatti giocatori che giocano giustamente, mettono più l'accento sul fisico e quindi fa parte insomma dell'economia della gara. La pallina rientra in pista, sarà rimessa per la CNC Service, ecco lì Greco, per Alberto Peripolli. Rientrano in pista i 3 tenori. Allora, Peripolli, Piroli e Greco. A completare il quartetto di movimento è Benetti, ecco lì, 5 da centro boa controllato da Davide Zanini, gioco di blocchi lì, però esce bene, come direbbe Bosco, come cervo che esce di bosco Matteo Loguercio, si mette in proprio, attenzione, ora il rigore, eccolo lì, fischiato da Lossi per l'intervento da parte di Simone Zordan. Ci sta tutto, insomma, questo fischio da parte dell'arbitro di Forte dei Marmi con Matteo che deraglia. Sarà Andrea Della Valle a incaricarsi della battuta. Andrea che insomma dai penalti ha un 1 su 2 in campionato, esattamente il 50%, quindi sono il fischio di Lossi. Silenzio che scende qui al palo a Vaccari e parata del portiere requarese, quindi un nulla di fatto, 33% scende la percentuale di realizzazione di Andrea Della Valle in questo campionato. Era stato più bravo in Coppa Italia con un 1 su 1. Vabbè, insomma, numeri. Greco di mestiere, Benetti per Piroli, Piro lascia partire il tiro, e ancora succede di tutto lì davanti, Benetti, bravissimo Carlo Sanson, la partita che si riaccende in un attimo, tiro così da parte del 5, riprende il 7 di casa, Matteo Loguercio, Greco su di lui, ancora Matteo Loguercio per Andrea Della Valle, insomma nulla di fatto, tanto rumore per nulla, insomma 2 rigori, Francesco. Sì, tutti e 2 sbagliati, quello di Andrea Della Valle era un po' più angolato, infatti il portiere ci è arrivato oserei dire quasi con la caviglia. Nel frattempo attenzione, è entrato Toniazzo al posto di Nao e Calvo. Sì, vola a terra Alberto Peripolli, forse ha leggermente accentuato il contatto, fatto sta che è Davide Piroli a mettere ordine, chiama a raccolta i suoi
Eh sì, perché era ormai finito il tempo per riportare sulla pallina, quindi Recoaro aveva i suoi 10 secondi di tempo per far partire l'azione da difensiva ad offensiva, non ci è riuscito, quindi sarà possesso Montechiese. Ultimi 313 secondi di primo tempo, ora se ne esce Greco, rientra di nuovo in pista Zambon. Vediamo cosa succede qui, perché sopra la nostra postazione. Sta succedendo qualcosina, insomma, ascoltiamo. Cartellino rosso per Alberto Greco. Davide, io non mi sono accorto di nulla, non so se riesci con una magia, perché o ha detto qualcosa all'arbitro che non è andata giù, non ho visto No, non so Francesco se... No, io ho visto una steccata che ha tirato Greco dalla valle di reazione, però l'arbitro non ha fischiato, tanto più che dalla valle è andato a lamentarsi dall'arbitro, però poi dopo non ho più visto niente a riguardo, quindi non ho capito se poi ha detto qualcosa all'arbitro e noi non ce ne siamo accorti. Forse nella precedente azione sì. Ha tirato una steccata dalla valle e gli ha detto come te la stavano parlando tra loro, te la meriti, sai quei diverbi che hai in campo, sì, quelle scaramucce tra giocatori. Non so se no poi ha detto anche qualcosa all'arbitro, perché c'era un po' di nervosismo tra i giocatori in campo in generale. Vedi anche qui lo Guerzo. Insomma, e dopo ha dato il cartellino rosso. Decisione questa del fischietto versinese, che... Sì, si è percepito anche qui sotto quasi un arbitro quasi che dicesse ho sbagliato, un altro giocatore diceva mi ha rovinato la partita così, però non ho ben capito cosa ha portato. Sì, può essere, sì, qua insomma ci sta aiutando la regia, che sì, anche a me è sembrato che Lossi non avesse direttamente visto quello che è successo, però è stato richiamato da Marco Ripoli per quanto riguarda questa decisione. Comunque Recoaro se ne deve restare ora in inferiorità numerica per un bel po'. Riparte la partita qui al Palavacari con Della Valle. Zanini tenta il tiro, il 73, Zambon gli sfila la pallina a Davide Zanini in buca d'angolo, veloce Zanini per Della Valle e poi per Toniazzo. In power play, come dicono quelli bravi, Montecchio, ora Toniazzo lambisce il palo, però pallina che finisce fuori. Si riparte da lì con Andrea Della Valle, bravo ora Zordan a prendere la pallina, Zambon a controllarla per i polli, da solo contro tutti, deve ripiegare per qualcuno dei suoi, si vuole mettere in proprio Alberto e con la classe che ha ci riesce anche abbastanza bene, però sbaglia la cosa più semplice il passaggio. Matteo Lo Guercio per Riccardo Toniazzo, diagonale largo, sempre Lo Guercio. Davide Zanini, veloce la pallina a quadrilatero tra Lo Guercio e Dalla Valle, tiro da parte del 73 ex Breganze con il gomito Zordan, il Dalla Valle bis, sempre tutto chiuso lì, proprio a difendere con le unghie e con i denti. Francesco Recoaro questa inferiorità numerica ancora un po' frastornata secondo me la formazione ospite dal cartellino rosso, tra l'altro ad uno dei suoi giocatori, sono tra gli altri uno dei più bravi, insomma Alberto, grande esperienza per lui. Allora cosa succede qui? C'è
fallo di Piroli e quindi rigore? No? Sembra proprio di sì, rigore qui per il Montecchio. Entra Nahuel Calvo, Nahuel che in fatto di rigori ne ha battuti solamente 2 in Coppa Italia, sbagliandoli tutti e 2. Adesso poi andiamo avanti anche con l'Under 23, altre 2 occasioni dei tiri più vicini e tutte e 2 sbagliate, quindi insomma a 1-0 su 4 in stagione. Vediamo se riuscirà ad invertire il trend ora il San Juanino, ex Estudiantil. Nahuel Calvo contro Zordan. Nahuel Calvo, tiro abbondantemente largo e poi rimessa per la CNC Service. Ma anche qua insomma i giocatori che litigano dai tiri più vicini. Nahuel che sbaglia la seconda occasione per Montecchio dai rigori. Allora Piroli a far passare il tempo, Toniazzo a rendergli la vita più difficile, pallina che finisce in zona per i polli, però insomma 5 secondi di antigioco. Calvo, anzi no, da lì Zanini continua l'inferiorità numerica per Recoaro, che però ora con Zambon prova la sortita offensiva da solo contro tutti, addirittura 4 giocatori di Montecchio su di lui. In qualche modo bravo l'11 a perdere tempo, era la missione di giornata Francesco di Zambon, quella di riuscire a riportare la sua squadra lì su, perché da lì è tutto quanto chiuso, di nuovo vicino a Montecchio al gol del vantaggio, però la sfida è comunque complicata, no Francesco? Ed altro rigore, sì, altro rigore, quindi quarto rigore, terzo per Montecchio. Sì, i giocatori del Recoaro che si lamentano, ma insomma sembrava un rigore abbastanza netto perché ha toccato con le mani la pallina al portiere fuori dall'area, e quindi il portiere sembra stia suggerendo all'arbitro che sia stata colpa del giocatore del Montecchio che l'ha persa, ma a me non è sembrato così, però non è sembrato, insomma, quindi rigore che sembra legittimo al momento, ecco. Allora Riccardo Toniazzo, ma anche qua non, diciamo, le statistiche dicono che un penalty in Serie B non dato a segno, stessa cosa nel campionato di Under 23 e la stessa cosa nel campionato di Under 19. Vediamo se nella A2 gli andrà meglio. Quarto tentativo di stagione per lui dai tiri più vicini, era Riccardo Toniazzo. Tira Riccardo, è bravissimo di nuovo Zordan, però attenzione, e ancora stesso fischio di prima, insomma un copia e incolla da parte di Lossi, e allora hai visto tiro che carica con cui è andato vicino a Zordan a fargli i complimenti, insomma, per aver sventato il terzo pericolo di giornata, Francesco. Sì, beh, sicuramente Recoaro che da un punto di vista psicologico è un po' sotto assedio, perché davvero negli ultimi minuti è successo di tutto, insomma, a danni del Recoaro, insomma, che sta resistendo. Bisogna anche dare, come dire, l'onore delle armi alla squadra, perché insomma c'è un altro minuto di inferiorità numerica, per il momento sta riuscendo, insomma, a tenere l'equilibrio quantomeno a livello dei risultati in campo, e non è cosa scontata. Vediamo se riuscirà anche in questi ultimi 50 secondi. Con la pallina che simila lì vicino, sarà però ingaggio perché la pallina è planata lì nel retroporta vicino alla rete, quindi Lo Guercio e Zambon. Bravo Riccardo Toniazzo ad addomesticare questa pallina, un po' meno prima a battere il tiro di rigore, la stessa sorte che è capitata Della Valle e a Nahuel Calvo prima, insomma, quindi attacco spuntato dai tiri piazzati per quanto riguarda la formazione in bianco-verde. Dall'altra parte un Recoaro direi quasi eroico, perché sta facendo passare proprio questi minuti di inferiorità numerica, ma tra l'altro non disegnando quella che può essere la sortita offensiva. Allora attenzione, Nahuel Calvo
Piroli e per i Polli in difesa Lo Guercio, controllato proprio da Piro. Lo Guercio, terminale basso del quadrilatero di Montecchio, Nahuel Calvo, pesca bene Davide Zanini. Davide, ultimi secondi di inferiorità numerica, pronto già ad entrare in pista Antoniazzi. Allora, di nuovo Davide Zanini con il caschetto Simone Zordan, ecco qui, rientra in pista Antoniazzi, quindi un lunghissimo power play di Montecchio che però non ha consentito alla formazione di Finestar di passare in vantaggio, anche beneficiando di 2 tiri di rigore. Insomma, vediamo come si svolgerà questo ultimo minuto di primo tempo, ormai ultimo giro di lancette che è già iniziato, da 5 secondi per i Polli, bene per Antoniazzi controllato da Matteo Lo Guercio, prende tempo in qualche modo il 55, gli faranno addosso anche Lo Guercio e Antoniazzi blocca la ripartenza di Matteo Lo Guercio, rumoreggia il pubblico di casa. Riccardo Toniazzo, duello con Davide Piroli, alla meglio il giocatore esperto numero 8 recoarese, però ferma tutto l'ossi, dice che bisogna ripartire da lì con pallina nero fucsia, ultimi 30 di primo tempo di una partita che ha vissuto su 2 binari totalmente diversi, no? Francesco, con una prima parte di gara eccezione fatta per i primi 2 lampi un po' soporifera, e poi si è accesa ed è coinciso questa accensione, questa miccia con, a mio avviso, l'innesto in pista dell'artiglieria pesante da parte di Finestar, e ci ha fatto vedere una partita che dal punto di vista disciplinare dice 6-6, dice 0-0 sul punteggio, sì, esatto, ma ben 4 rigori di cui 3 per Montecchio sbagliati. Volevo dirla nella sorta di sintesi fine primo tempo, esatto, che penso finirà 0-0, mi sono anche a 9 secondi, vediamo, però attenzione perché è stata davvero una partita a cui ricevuto i primi 10 minuti un po' di studio, intanto finisce il primo tempo. Dopo c'è stata una fase in cui è venuta fuori un po' Montecchio, coincisa appunto con l'ingresso di Dalla Valle, di Zanini e di Lo Guercio. Poi c'è stata una fase di qualche minuto con i 2 pali, con la traversa e il palo preso da Requaro, in cui sembrava che il Requaro stesse iniziando a prendere campo, e poi dopo tutto insomma è precipitato col cartellino rosso a Greco, il power play di Montecchio che non ha sfruttato, e adesso insomma la partita, il primo tempo è finito, vedremo insomma le squadre come entreranno dagli spogliatoi. Di sicuro il risultato non racconta quello che abbiamo visto in campo, perché è stata una partita a livello di ritmi, soprattutto dal 15° minuto in poi del primo tempo, piena di occasioni e di episodi. Bene, allora io direi che ci possiamo dare appuntamento di nuovo qui tra 9 minuti e 25 secondi, come recita il tabellone qui al Pallaval. Non prima però di avervi spoilerato insomma qualche piccolo aggiornamento, almeno per quanto riguarda la 2, con il Sandrigo che sta sì ancora perdendo contro il Correggio in casa, però per 2-1, e poi Roller Bassano e Trissino che sono fermi sull'1-1, quindi insomma 2 pareggi al momento e una vittoria esterna in questo primo scampolo di A2. Ricordo che domani finirà la 4ª giornata con Valdagno Tiene e Montebello Salegno fra poco.
0-0 qui alla Palavacari, 6-6 qui al Palavacari. Francesco, insomma, quale dei due risultati descrive meglio questa partita? Forse il 6-6. No, sì, diciamo insomma che è stata una partita piena di episodi, come vi ricordavamo a fine primo tempo c'è stato il rosso a Greco, ci sono stati ben 3 rigori per Montecchio e 1 per Requaro, nessuno dei 4 sfruttati dalle rispettive squadre. Vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo. Montecchio che scende in campo con Nauel Calvo, Dalla Valle, Pozzo e Lo Guercio, Requaro invece che scende in campo con Zordan Simone in porta, Per i Polli, Zambon, Piroli e Antoniazzi. Antoniazzi, sì. Vediamo subito Montecchio che prova a manovrare avanti con Calvo dietro porta che cerca l'uomo libero. Pozzo. Sì, Pozzo che tra l'altro Francesco è stato utilizzato diciamo con il contagocce nel corso del primo tempo, si era fatto i suoi primi 10 minuti, poi evidentemente Inestar ha voluto giocare molto più sul fisico, no? E forse adesso cerca maggiormente un po' di tecnica in più, perché sostanzialmente Nicola Pozzo nei 4 di movimento è quello che ha preso il posto sostanzialmente di Davide Zanini, no? Sì, sicuramente è corretta la tua lettura e probabilmente è quella anche la volontà di Ginestar, anche in un'ottica insomma di giostrarsi meglio le carte nel corso della partita, perché è una partita che appunto è ferma solo 0-0 e quindi non ha al momento una squadra che sta prevalendo sull'altra, e quindi lascia aperto qualsiasi tipo di scenario ancora insomma per i due allenatori. Sì, si sapeva già alla vigilia che Requaro sarebbe stata una brutta gatta da pelare per Montecchio, però sai quanto può pesare anche, ti chiedo, dal punto di vista psicologico, il fatto che te ne sei stato per 4 minuti in superiorità numerica, hai beneficiato anche di 3 rigori ma non sei riuscito ad abbattere il Fortino, che però sta reggendo in maniera anche abbastanza agevole, dico io. Ma allora sicuramente può aver influito secondo me poteva influire un po' di più se ci fossero stati poi dopo più tempo di gioco nel primo tempo successivo a questi episodi che hai descritto. Dopo le squadre sono andate negli spogliatoi, quindi penso insomma hanno avuto modo un attimo di sedersi, di calmarsi, di cancellare anche quel dispiacere, ecco, chiamiamolo così, che può aver avuto Montecchio. Sicuramente è stata un'occasione che, attenzione qui, sicuramente è stato insomma un episodio che può pesare non poco da qui a fine gara, insomma, perché è stata un'occasione che Montecchio poteva sicuramente sfruttare a proprio vantaggio. Pallina che non ne vuole sapere di entrare in porta, perché insomma vuoi per le parate di Zordan, vuoi per la poca precisione degli attaccanti in bianco-verde. Fatto sta che il display dice sempre che si è fermi sullo 0-0 con Peripolli che ora porta in avanti la pallina per Mattia Antoniazzi, l'ex Valdagno Roller, proprio per l'ex Valdagno Montebello, eccolo lì, Alberto Peripolli per Davide Piroli, Masiero, sempre Piro con il numero 8. Ultimi 10 secondi per finalizzare l'azione, non c'è più tempo insomma, quindi riparte Montecchio, in qualche modo la pallina arriva a Matteo Lo Guercio, bene per Nicola Pozzo, e poi lì davanti, attenzione, ha gridato al gol il pubblico di Montecchio, perché la pallina stava depositandosi dietro le spalle di Zordan, però nulla di fatto. Piroli, bravissimo Dalla Valle a salvare la pallina al numero 8, ex tiene in mezzo sull'asse Dalla Valle Calvo. Abbiamo visto tantissime volte quest'anno, Francesco, questa combinata con Nahuel Calvo che sgasa da una parte sulla destra e Dalla Valle pronto come un rapace a fiondarsi in mezzo all'area. Sì, no? Anche nel primo tempo abbiamo visto più di un inserimento di Dalla Valle in tal senso, sia con l'Owerse e anche appunto con Nahuel Calvo, ma al momento non ha sortito effetti, ma questa è la giocata insomma che Montecchio prova spesso, perlomeno quando appunto c'è Dalla Valle in campo. Sì, anche perché abbiamo visto insomma che Nahuel, insomma, lo vedi non perché è argentino, ma proprio perché ha una pattinata diversa dagli altri. Allora ci prova Matteo Lo Guercio, attenzione, Matteo Lo Guercio, scontro
pazzesco con Zordan a terra, ancora il portierone di Recoaro. Davide, facci vedere un po' come è successo. Sì, con Matteo Loguercio che finisce sopra il linguine di Zordan. Allora si rialza Loguercio, resta ancora a terra Zordan, eccolo lì, insomma. Ho visto che Son Lossi ha fischiato una punizione di prima, e infatti è così perché sì. Attenzione Nahuel Calvo, allora, vediamo un po' con le punizioni di prima come se la cava il talento sanguanino, insomma, con un 0-3 in Coppa Italia. Nahuel che l'anno scorso ha segnato parecchi gol, muove la pallina, gancio e controgancio e palo esterno. Ancora Montecchio e poi Masiero a porta libera, Loguercio che tira, Masiero era lì, è riuscito a respingere con il corpo, involontariamente era lì, insomma, doppio tentativo, 2 volte Montecchio vicinissima al gol dell'1, però partita decisamente complicata. Se ne sono andati i primi 4 di gara di questo secondo tempo, Francesco, e come la partita è finita così è iniziata? Sì, così è iniziata comunque con Montecchio, che Montecchio adesso in questa prima fase di secondo tempo Montecchio è molto più avanti, anche sfortunato in questa fase, però sì, partita che rimane fermo sullo 0-0. Nel frattempo, settimo fallo di squadra per la formazione di Martin Ginestar. Ferma, si fa per dire a quota 6 Montecchio. Ora contabilità dei falli che sta schizzando piacevolmente all'insù. Sì, che potrà avere anche un peso, un risvolto sì, importante che la gara va avanti, soprattutto se dovesse rimanere con risultato bloccato, il fallo di squadra. Sì, di Recoaro, quindi 7-7. Allora, in partite dove regna l'equilibrio la possono decidere i tiri piazzati, anche se ne abbiamo visti 5 sì. E nessuno dei 5 sì, esatto, è andato a segno, quindi qua può uscire un nuovo tema, insomma, cosa succederà? Nel frattempo altro palo esterno colpito da Nicola Pozzo. Allora, per chi si mettesse all'ascolto solo ora, la partita dice 0-0 sul display, però tra azioni, pali, punizioni di prima e rigori falliti, insomma è una partita che qualche emozione se la sta regalando, e poi cartellini rossi anche, no? Sì, questo qua è il secondo palo per Montecchio nel secondo tempo. Nel primo tempo ce ne sono stati 2 per Recoaro, quindi 5 tra tiri diretti. Attenzione, 2 contro 1. Attenzione, sì. Con Cecchetto che ci va vicino tanto così. Allora Piroli a ripulire la pallina, Peripolli fa la cosa che gli riesce meglio, infondere calma ai suoi compagni. Sì, che forse è quello di cui c'è bisogno in questa fase della partita per non rischiare che la partita diventi un tutti contro tutti senza quartiere, e per evitare che saltino insomma tutte le posizioni. Sì, in effetti abbiamo visto proprio giocate a cervello spento, in cui probabilmente con un micron di lucidità in più, probabilmente una delle 2 formazioni sarebbe già in vantaggio. Allora litiga per la pallina della Valle, complice anche Masiero che però se la allunga troppo. Nicola Pozzo, il 9 in avanti, blocco lì davanti di Andrea Della Valle a liberare la strada, però pallina che ritorna sulla stecca di Matteo Loguercio. Allora Nahuel Calvo, Peripolli su di lui, masterclass di Alberto Peripolli a mio giudizio, Francesco, su come bisogna condurre una squadra in fase difensiva, no? Sì, no, ma Peripolli è colui, diciamo, che dà l'equilibrio, secondo me, a Roller Recoaro, quello che stiamo vedendo questa sera, e quindi forse è il giocatore che in questo momento deve chiamare a raccolta i suoi e deve dare appunto la calma e la partita necessaria. Lui, Piroli, Greco adesso è fuori, quindi sono loro 2 che devono tirare su il Roller Recoaro e non permettere che Roller Recoaro cada in quello che Montecchio vuole imporre. Che taglio, scusami, nel frattempo. Sì. Hai visto proprio affari spenti, sì. Per i poli l'abbiamo visto lasciato qui nella sua metà pista e poi come un ladro nella notte, come direbbe. Sì, esatto, sì, è sfuggito, è sfilato la marcatura di Loguercio. Sì. Una citazione del film dei Blues Brothers con James Brown, insomma, che ha consegnato alla storia questa frase.
Attenzione, allora Matteo Lo Guercio, Recoaro ripiega e riparte con Alberto Peripolli, bene per Cecchetto, attenzione con la pallina che danza lì. Francesco, cos'è successo? Perché lì Carlo Sanson ha proprio tolto dal multiverso qualcosina. Sì, l'ha salvato sulla linea, perché non so se abbiamo il replay. Sì, proprio un riflesso felino. Nahuel Calvo a far ripartire Montecchio, Matteo Lo Guercio, Peripolli su di lui, Peripolli, Matteo Lo Guercio, ottimo il perno, la pallina che però resta lì, nel frattempo è entrato anche dalla valle. Cecchetto, Edoardo Cecchetto, bello il giro, un po' meno il tiro, con Lo Guercio ora che se la deve vedere contro Alberto Peripolli, sfrutta anche il blocco di Nahuel Calvo, si deve ripartire però dalla stecca di Nicola Pozzo, decripta tutto Cecchetto che è da solo con Nahuel Calvo, tutto buono per l'Ossi, si riparte con Montecchio. In avanti, cosa ha preso qui Nahuel Calvo, passaggio in quota di Matteo Lo Guercio con Dalla Valle che però insomma non riesce a capitalizzare questa pallina, insomma due volte, due squilli di Montecchio da una parte e dall'altra, bella azione in avanti da parte di Cecchetto che riesce a recuperare una pallina, però difesa sontuosa di Nahuel Calvo. Francesco. Sì, anche qui Montecchio che deve stare attento a questo disimpegno, perché l'azione di Recoaro è nata su una brutta pallina persa da Pozzo, e quindi insomma questo è quello che dicevamo anche all'inizio, è forse uno dei punti deboli di Montecchio, che in alcune fasi della partita in difesa non è forse attento, più che in difesa in fase di disimpegno non è molto attento, e questo può essere insomma un problema per la squadra. Peripolli stanno nella rete, insomma fra poco più di 4 minuti inizierà l'ultimo quarto di gara. Ancora incrocio dei pali, festival del palo qui a Montecchio con Nicola Pozzo che si mette la stecca per ripartire Matteo Lo Guercio, tutti indietro i suoi compagni, gli dà manforte Nicola Pozzo, Nahuel Calvo, Peripolli, si alza l'urlo Montecchio qui sugli spalti, però fallo di squadra, attenzione, si accenderà fra un fallo la luce rossa per la formazione di casa, 8 falli per Montecchio, 7 per Recoaro, time out chiamato da Masiero. Ti mando in missione esplorativa, Francesco. Sentiment lì sulla panchina di Recoaro, Francesco? Allora, Recoaro bisogna gestire la partita, stare alti, cercare di non prendere gol, gestire il fiato soprattutto, e poi l'intenzione di Masiero è piuttosto tentare il tutto per tutto negli ultimi 5 minuti, ma intanto l'importante è di stare alti e gestire il fiato, questo ha detto ai suoi. Eh sì, in effetti, perché insomma quando Montecchio si presenta lì davanti abbiamo visto che sono sempre dolori e pericoli, però probabilmente anche perché ha anche una possibilità di sostituzione in meno, visto appunto l'espulsione di Greco, quindi per quello forse ha messo anche l'accento sul gestire il fiato. Pozzo in avanti per Calvo, Nahuel insomma lì indietro per la Valle, Andrea per Davide Zanini, entrato in pista anche lui, vediamo sempre lì molto attento il presidente Tognazzo, però attenzione Masiero da solo contro tutti, Masiero lascia perdere il suo rovescio, bravo Carlo Sansone. Ancora Masiero, Mirko becca Edoardo Cecchetto, pallina che si deposita lì nel retroporta, lì dietro le reti di contenimento, sarà rimessa a Montechiese con il solito schema, con Sanson ad alleggerire il pressing offensivo di Recoaro. Nahuel Calvo, pallina che si spegne sulla tibia di Cecchetto, e attenzione, nono fallo di squadra per Montecchio, quindi
luce rossa che si accende sul totem. In avanti, attenzione, numero 11, Zambon che crolla a terra, riparte Montecchio dalla valle, Calvo dalla valle, ancora Nahuel raccoglie la pallina, Peripolli su di lui, Zanini, ancora Peripolli sull'argentino, scambio di marcature con Cecchetto su dalla valle e poi la pallina che viene scalciata distante da Masiero, Davide Zanini, per qualcuno dei suoi dalla valle, nella fattispecie. Andrea per Nahuel, posizionata benissimo Recoaro, però si è aperta una voragine anche perché Zambon era proprio lì a controllare l'ultimo terminale difensivo di Montecchio che era di colle apposta. Insomma, curiosa questo schieramento difensivo da parte della formazione nerofucsia. No? Sì, sì, no, molto curioso anche perché secondo me espone anche un po' il rischio, tra virgolette, di un assedio. Eccolo lì! Brivido! Sempre per Recoaro, insomma. Gioco di riflessi per Carlo Sanson prima, ora... Sì, perché il mister Recoaro ha chiesto appunto ai suoi di alzarsi, non di stare così bassi e chiusi, perché sennò rischia di diventare un assedio poi da parte della squadra avversaria, come in questa fase della partita in parte. Adesso attenzione però alla ripartenza, 3 contro 2. Zambon! E sì, con un miracolo di Carlo Sanson che si distende bene. Allora di nuovo Davide Zanini sfrutta i blocchi lì davanti dalla valle, bravo Peripolli, e che esperienza di Peripolli che si prende un fallo preziosissimo e time out chiesto, anzi no, non è il time out perché questa è la sirena del 10° fallo, ma che esperienza di Alberto Peripolli che proprio si mette con il fisico tra la pallina e l'avversario. Sì, inevitabile, un ricevuto importantissimo, e questa è una grossa occasione per Recoaro, anche perché c'è quel signore lì, insomma, con il numero 21 che a livello di punizioni di prima anche lui, insomma, non impeccabile in questa stagione, però si aspetta solo il fischio di Lossi che arriva. Alberto Peripolli guarda Carlo Sanson e Carlo Sanson compie la magata di giornata dicendo di no al numero 21 Nahuel Calvo. Ora parata di Zordan, Zambon in mezzo per Antoniazzi, Davide Zanini, insomma se l'è vista bruttissimo qua perché poi dai, prendi 4-5 pali, sbagli 3 rigori, sbagli una punizione di prima e poi nell'occasione più nitida, insomma la serenità, come dicevamo nel primo tempo, di Carlo Sanson, insomma, e non è una cosa scontata quando ti trovi davanti uno come Peripolli. No, infatti no, Sanson sta facendo nelle ultime partite ottime prestazioni. Benetti per Antoniazzi, accompagnato all'uscita ai 55 da Davide Zanini, che poi lavora bene questa pallina da solo, chiede forse un po' troppo alla sua tecnica, però ritorna di nuovo in possesso palla, a terra Peripolli, insomma, dolorante lì, dopo il contrasto con Thomas Crovadore che riceve ora la pallina, è entrato anche lui. Nahuel da solo lascia partire il tiro che però impegna in 2 occasioni Simone Zordan, quindi ingaggio lì, insomma, fischia Lossi, sempre Montecchio in possesso pallina, ultimo quarto di gara che è iniziato da 30 secondi, ancora Nahuel Calvo, ritorna alla sfera in pista, Zambon a terra, Benetti, dolorante il numero 5, deve rialzarsi, insomma. Ora Zambon da solo contro tutti, pallina che viene lavorata dal numero 11 che si lamenta anche all'indirizzo del direttore di gara, insomma. Zanini
che osserva, che poi Davide insomma che anche lui, ce lo ricordiamo insomma nelle passate stagioni, insomma qualche anche intemperanza, così è maturato molto Davide anche quella fascia al braccio, pesa in senso positivo anche sulla gestione del carattere. Sì, no, ma è una cosa insomma positiva vedere appunto un giocatore che viene attenzione. No, che comunque partita che continua ad essere un dai e vai, un vai su e giù incredibile. Comunque non è bello vedere insomma giocatori che vengono responsabilizzati anche dalla fascia. Attenzione di nuovo. Niente da fare, insomma, Palla tutto chiuso lì. riconquistata da Peripolli che prova a Requaro a ripartire. Mezzo a due. Antoniazzi, Di nuovo miracolo di Sanson. Mamma, E che poi Benetti perde la pallina e prova a ripartire Neao il Calvo con Crovadore subito per Zanini. Vediamo se si muoverà verso la porta, ci prova. E arbitro gioco da terra, sì, di Davide. Gioco da terra e l'ha rimessa per Roller. Di nuovo, insomma, altro aggettivo, dovremmo coniare qualche neologismo per descrivere le prestazioni di Carlo Sanson, perché insomma, anche oggi non sta praticamente sbagliando nulla. Davide Zanini sotto traccia per Thomas Crovadore che continua a mantenere la pallina, però attenzione al numero 21 da quelle parti lì, bravissimo Nicola Pozzo a disinnescarlo. E allora Davide Zanini, pallina che vola 10 cm sopra l'incrocio destro della porta di Simone Zordan. Di nuovo Benetti per Antoniazzi, Benetti, tiro un po' strozzato, bravo Carlo a metterci il guantone, Nahuel a recuperare. Ultimi 600 secondi di gara, Francesco va avanti te perché iniziano a mancarmi un po' la voce. Di nuovo un'altra parata di Zordan su tiro di Pozzo in girata, Pozzo Dorante. Roller che cerca di ripartire con Antoniazzi dietro porta. Stiamo vedendo comunque appunto una partita molto bloccata. Attenzione per i Polli con l'alza e schiaccia, di nuovo Sanson, palla all'esterno e gioco a 2. Quando mancano 9 minuti e 31. Di nuovo dentro lo Guercio, insomma su Monteglio che ha già concesso il bonus a Recoaro. Lo Guercio per Crovadore. Ora Thomas in avanti, ha una certa libertà, bravo Simone Zordan a dirgli di no, sempre Thomas per i Polli, pasticcioli difensivo, attenzione Mattia Antoniazzi per Zambon, in avanti Zambon per Benetti, ha proprio chiamato la pallina il numero 5 che ora si rifugia in una stecca amica che è quella di Alberto Peripolli. Mattia Antoniazzi per Benetti, insomma partita che sta confermando quello che avevamo detto alla vigilia, con un Recoaro particolarmente ostico, anche se ti dico a 8:31, a meno che adesso ci sia un'esplosione e la sagra del gol, che forse ce lo meritiamo anche dopo tutto quello che abbiamo visto in questa partita, con un Recoaro che secondo miglior attacco, lo ricordo, e peggior difesa del torneo, e a 8 minuti e 21 secondi dalla fine di questa partita è ancora sullo 0 nei gol segnati e 0 nei gol subiti, Francesco. Sì, quindi non ha fatto nessun gol, non ne ha subito neanche uno, quindi sta facendo una partita, la partita in questo caso è il contrario di quello che è stato il Roller Recoaro fino adesso. Certo, molto è stato anche insomma giocato su quello che si può chiamare fortuna o destino, perché abbiamo visto 6 legni colpiti, 3 per parte, 3 del Montecchio nel secondo tempo, Montecchio nel secondo tempo che sicuramente è stato più incisivo davanti rispetto a Recoaro, ma tutto questo non vale nulla, tutto quanto detto finora, perché appunto il risultato parla di 0-0. Bisognerà vedere adesso, secondo me, negli ultimi 8 minuti e 20 secondi e 21 secondi, quale delle due squadre ne avrà di più per tentare ancora di presentarsi davanti alla porta. Vediamo un Montecchio anche in questi ultimi secondi che ha fatto altre 3 conclusioni con Crovadore, 3 conclusioni di seguito che però non hanno sortito effetto, quindi tutto alla fine va a questo: chi riuscirà, diciamo, a bucare la rete per primo. Faccio una piccola previsione: a mio avviso la squadra che riuscirà a bucare la rete la prima volta la bucherà anche
altre volte dopo, perché secondo me la prima volta Andrade... Cosa sta succedendo lì davanti? Partita che si rianima con Cecchetto per Benetti, pallina imprecisa questa. Abbiamo visto subito un acuto da parte di Montecchio e poi la pronta risposta da parte di Montecchio. Sono d'accordo con te, Francesco, con un equilibrio che è veramente precario, sì, perché appunto si aspetta solamente che una delle due squadre segni per poi dare, secondo me, inizio ad un altro tipo di partita. Anche secondo me, ma soprattutto perché secondo me, forse questo più sul roller lo vedo, ma non per altro, perché il roller è stato anche molto, come dire, stoico nella parte finale del primo tempo. Attenzione di nuovo, perché può darsi che da un punto di vista psicologico una delle due squadre possa mollare qualcosina una volta dovesse prendere gol. Ve lo vedo un po' più discusso su De Quaro, ma solo per il motivo appunto che dicevo prima, cioè che a fine primo tempo già ha speso molto sul piano mentale, perché non è semplice resistere minuti in inferiorità numerica, però vedremo insomma cosa ci riservano questi ultimi 7 minuti e poco più. Nel frattempo un bel tiro da parte di Matteo Lo Guercio che viene interrotto dal gomito di Simone Zordan, che non si ricordava di avere la pallina, quindi anche piccolo brivido corso qui ora con Andrea Della Valle, con il pattino involontariamente Lo Guercio, riparte in avanti Masiero, il gioco di blocchi con Cecchetto, ancora Masiero, Dalla Valle su di lui. Ora Cecchetto a fare il blocco sul 73 ex Breganze, di nuovo all'indietro per Andrea Peripolli, altri 30 secondi sul cronometro per terminare l'azione d'attacco per la CNC Service Recoaro con Masiero in avanti, cade Cecchetto, tutto chiuso lì, si deve ripartire dal 21, è sempre un'ottima decisione quella di consegnare la sfera a Alberto Peripolli. Allora Zambon per Peripolli, ultimi 10 secondi per tentare il tiro. Nahuel Calvo recupera la pallina, ultimi 360 secondi di partita. Thomas Crovadore, buono il suo lavoro per Nahuel Calvo. Ora Nahuel, tutto chiuso lì, sempre molto reattivo Simone Zordan, però attenzione, pallina che finisce sulla stecca di Matteo Lo Guercio. Non penso ci sia deviazione, sì, così infatti è dello stesso avviso il direttore di gara Luca Lossi, insomma, che si è reso protagonista nel primo tempo con quel cartellino rosso che a nostro avviso è stato chiamato dall'arbitro ausiliario Francesco, insomma un cartellino che rischiava di indirizzare in maniera decisa la partita, se non altro per il pedigree di Alberto Greco verso Montecchio. Però abbiamo visto un roller Recoaro che si sta difendendo, uno potrebbe dire con le unghie e con i denti, però non mi è sembrato per nulla disordinato in fase difensiva, anzi molto lucido. No, molto lucido. Poi dopo secondo me invece è stato poco lucido anche il Montecchio in fase d'attacco nell'occasione del power play, perché diciamo che tentava spesso il tiro diagonale di Dalla Valle, ha tentato essenzialmente in quei 2 minuti di power play, in quei 4 minuti, 5 minuti di power play. Quindi voglio dire, come sempre dopo le copie probabilmente sono da dividere tra metà e metà, però sicuramente un roller Recoaro, insomma, che è stato impostato in questa partita e che in un modo o nell'altro, insomma, è riuscito a resistere agli assalti di Montecchio. Allora ti do anche qualche... Nel frattempo è entrato Pozzo al posto di Trovadore per quanto riguarda Montecchio. Ma ti do anche qualche risultato delle altre sfide. Una è già finita ed è quella tra il roller Bassano e il Trissino. Corsara, la formazione di Bertinato, perché vince per 3-2 sulla difficile pista dell'area Caneva. Dall'altra parte il Correggio che sembra stia prendendo il largo con il Sandrigo, con l'Italia Medical per 5-2. Ritorniamo qui in pista al Palavacari perché ci sono altri 4 minuti e 34 secondi di gioco di una partita che ancora, ora sì, stavo dicendo che non aveva ancora trovato il padrone, però c'è il fattore Dalla Valle che colpisce in questo preciso istante e quindi scatena l'urlo dei fan di casa. Andrea Dalla Valle porta in avanti Montecchio a 4:27 dal termine dell'incontro. Abbiamo anche rivisto con il replay di Davide Meneghello quello che è successo, insomma. Francesco, gol di Dalla Valle e ora time out chiesto da Masiero per il Recoaro.
Può parlare, dottor Dalla Pozza, ne ha facoltà. Sì, no, è un time out molto semplice in cui il mister ha detto no, non molliamo, che possiamo farcela fare almeno un gol, niente di più, niente di meno. Vabbè, quindi altri 270 secondi circa, insomma, per Recoaro che, insomma, ora sì, Montecchio forse ai punti meritava qualcosina in più, però per come si è difeso e per come è impostato la partita, anche in assenza di Greco, Recoaro ovviamente meriterebbe qualcosina in più rispetto, insomma, a questo svantaggio, però del resto, insomma, lo sport è così, no? Si gioca anche sui dettagli. Sì, no, questa partita, esatto, secondo me sarà decisa dai dettagli. Sicuramente nel secondo tempo Montecchio meritava qualcosina in più, poi sai, come dicevi giustamente tu, dettagli, episodi, non dimentichiamo che nel primo tempo il roller stesso ha preso comunque due legni anche il roller, quindi se il primo tempo finiva 2-0 avremmo detto che era ingiustificato. Come dici tu, lo sport è... Attenzione il Calvo! Scusami Francesco. No. Ancora Nahuel Calvo per Lo Guercio, pallina che resta lì, Masiero a mettere ordine, Zambon a ricevere, cancella l'azione d'attacco Montecchio e scrive ora quella in fase offensiva Recoaro, però di nuovo pallina bianco-verde, Nahuel Calvo vuole prendersi anche il merito del secondo gol, però insomma per i polli su di lui, pallina nero-fucsia e cartellino giallo per Nahuel Calvo, è il secondo di giornata, il primo Lossi lo aveva sventolato in faccia a Zambon. Per i polli, ultimi 3 di gara. C'è comunque Roller Recoaro che sembra avere, insomma, la forza per tentare almeno una reazione. Eh sì, tra l'altro buona questa difesa da parte di Antoniazzi che induce Montecchio a commettere il fallo antisportivo, 5 secondi, quindi sarà possesso recoarese a 2,57 dalla fine, 1-0 per Montecchio. Francesco, una partita che secondo me il meglio lo deve ancora dare, perché conosciamo bene il tasso tecnico di quel signore lì e di altri 2-3 giocatori della sua formazione, ma conosciamo anche la garra e la grinta di quelli in bianco-verde. Sì, no, sono d'accordo. Vedremo, insomma, ma sembra però appunto che il roller abbia l'intenzione, insomma, di provarsi, abbia le energie fisiche e soprattutto mentali di provarsi. Però attenzione... Sì, tra l'altro al cancelletto sono pronti sia Piroli che Benetti, probabilmente tenterà negli ultimi 2 minuti e mezzo di partita. Attenzione, Antoniazzi contro Carlo Sanson, sciupa e manda alle ortiche, un'occasione colossale, sì. Francesco, per ripristinare il pari con... sì, qua purtroppo un altro rischio in disimpegno da parte di Montecchio, quello che spesso diciamo è un po' il tallone d'Achille di questa squadra. Sì. Dalla Valle in avanti per Lo Guercio. Allora, Lo Guercio, sempre per Dalla Valle, Nahuel Calvo a mescolare le carte lì davanti. Lo Guercio, attenzione al taglio di Dalla Valle, però bravo Antoniazzi a prendere la pallina. Ora bravo nuovamente a prendere il servizio di Peripolli, pallina che vola fuori, quindi sarà rimessa. Allora esce Masiero, esce Antoniazzi, entrano Piroli e rientra Benetti, quindi anzi no, non Piroli ma Cecchetto. Ho visto Davide prima lì in piedi vicino al cancelletto, insomma ha deciso Masiero di giocarsi la carta a Cecchetto lì davanti, Cecchetto che è stato autore di una buona prova. Per i polli sembra proprio che Francesco Masiero, insomma, decida di schierare per i polli altri 4, no? Giusto? Cosa dici? Sì. Pozzo per Lo Guercio, Cecchetto su di lui, attenzione ancora a Pozzo. Ultimi 90 di gara.
Nahuel Calvo per Dalla Valle. Attenzione, vediamo se Masiero si gioca anche il quinto di movimento, però finora il possesso è sempre Montechiese, quindi non può operare il cambio. In realtà non vedo ancora nessuno. Nahuel Calvo, tutto chiuso, e poi Nahuel Calvo mette il punto esclamativo sulla partita. Con il suo primo gol di giornata, però è il secondo per Montecchio. E in una partita complicata, Francesco, questo è il gol che forse può indirizzare in maniera decisiva, sì. Anche se, insomma, tu mi ricordi che 66 secondi nell'hockey possono essere tanti, no? Sì, nell'hockey mai dire mai, ma probabilmente questo è il gol, insomma, che indirizza la partita verso Montecchio. Attenzione adesso ancora allo Guercio, vediamo se Montecchio cercherà di gestire la pallina o tenterà, probabilmente cercherà di gestire la pallina. Sì, posto all'indietro per Dalla Valle, perde. Rimbalzo sfortunato. Sì. E allora eccoli lì, 5 secondi. Allora Masiero ha deciso di non chiamare il quinto di movimento, insomma, con Cecchetto, Peripolli, Benetti, ed eccolo lì, che ora riceve la pallina, probabilmente si libererà il tiro, però Peripolli, ultimi 30 di gara, gioco di magia del 21, danza sul parquet qui del Pale Vaccari il numero 21 che in no look lascia partire un passaggio per Cecchetto che non ci arriva per questione di centimetri, ancora Cecchetto controposto, alla meglio il 9, pressing a tutta pista di Benetti e di Cecchetto, attenzione, ultimi 8 secondi, però fallo di squadra, è il 12° per Montecchio. Si dovrà ripartire da quel punto lì, però ormai sembra che, come dicono ai casino, les jeux sont faits, Francesco. Sì, direi. Ormai è terminata, game over qui alla Pale Vaccari. Montecchio porta a casa per la seconda volta in questo campionato 3 punti, quindi sale a quota 6, quindi la classifica di A2 insomma vede al momento la BDL Minimotor Correggio che vincendo a Sandrigo va a 12 punti, il Trissino, anzi la BDL Minimotor Correggio che è a 9 punti, sì, l'avevo visto ora si è corretta la grafica, in coabitazione lì davanti con l'Hockey Trissino, poi insomma Seregno che deve aspettare le sue partite di domani, Bassano fermo a quota 5 e poi insomma fanalino di coda per il momento ancora Valdagno che però ha sempre 3 partite. Applausi a scena aperta qui alla Pale Vaccari. Partita, Francesco, in cui ci siamo divertiti, quindi ti chiedo già la tua Polaroid finale. Sì, no, è stata una partita in cui ci siamo divertiti, un risultato insomma esatto, perché i gol potevano essere molti di più, come abbiamo detto più volte nel corso della diretta. Partita sicuramente godibilissima e che Montecchio nel complesso ha meritato, insomma, e dopo comunque al netto dell'onore delle altre per evolversi, soprattutto per la difesa durante l'ultima fase del primo tempo in inferiorità numerica. Bene, allora io direi di terminare, non prima però di aver ringraziato te Francesco Pozza. Io ringrazio te Nicola. Ringraziamo Davide Meneghello in regia, Carlo Dalla Valle alle riprese e da tutti noi, da tutto lo staff dell'Hockey Montecchio, tanti cari auguri per un sereno Natale di pace, di speranza e per un buonissimo e felicissimo 2026 Francesco, uniamoci insomma agli auguri di tutti perché insomma c'è bisogno di tanta serenità e c'è bisogno di parlare solo di sport, no? Esatto, sì, sono d'accordo, auguri a tutti.